La giornata mondiale dell'ambiente si festeggia il 5 giugno di ogni anno. Asugi, in collaborazione con Regione, OGS, Università di Trieste, Area Marina Protetta di Miramare, Acegas APS AMGA, esperti ambientali, istituti superiori di Trieste e Eco Eridania, ha promosso un convegno per confrontarsi sulle tematiche ambientali e stipulare un patto tra cittadini per la salvaguardia del nostro pianeta, a cominciare dal tema della gestione corretta dei rifiuti. Non è un caso che questo convegno si svolga all'università e nell'ambiente di Catinara, perché l'ospedale è uno dei più grossi produttori di rifiuti e quindi la sede era quella giusta per iniziare questo discorso che abbiamo già iniziato nelle sale operatorie, dove è partito un progetto molto serio, molto solido per la differenziazione molto spinta dei rifiuti, che rappresenterà un risparmio in anidride carbonica e un notevolissimo risparmio economico per l'azienda. Anche una più razionale gestione dei farmaci può aiutare a tenere pulito l'ambiente. Io parlo a nome di tutti gli anestesisti rianimatori di Asugi. Per noi è importante essere qui in questa giornata perché vogliamo proporre quella che non è solo la cura del paziente, ma associare anche la cura dell'ambiente. E questo si può fare in maniera molto semplice, garantendo una gestione dei farmaci che non sia né dispendiosa e tantomeno sia importante per quello che è l'impatto a livello ambientale, e cioè l'uso di siringhe preriempite che permettono l'uso oculato del farmaco al bisogno. Tra i molteplici temi affrontati, anche quelli legati al ciclo dell'acqua e della sua scarsità, del mare e dei cambiamenti climatici, degli inquinanti emergenti e delle possibili soluzioni, per finire con un focus sulla correlazione tra ambiente e salute. Questa giornata è stata ideata e voluta da noi, dalla nostra azienda, proprio per incominciare a discutere in maniera elevata su questi temi e per prendere delle decisioni importantissime. Abbiamo invitato relatori di fama mondiale ed internazionale e vedremo come anche i carotaggi in Antartide ci stanno dando delle spiegazioni sul nostro futuro ambientale. Parleranno tantissimi ragazzi perché sono il nostro futuro e per loro stiamo lavorando per dare un futuro bello e sostenibile. Ovvio che l'ospedale è importante per quanto riguarda il rifiuto, però una corretta educazione che parte dai più giovani, dai bambini, anche dall'asilo, è una cosa che noi sosteniamo da tempo e mettiamo in campo anche risorse importanti, oltre all'educazione anche degli adulti. Anche l'ospedale produce rifiuti particolari che seguono tutta una procedure molto attente e monitorate, per cui ci sono anche degli obblighi di legge, vista anche la natura stessa dei rifiuti. La massima attenzione da noi prestata rispetto a questo tema che si inserisce in un tema più importante, più ampio, che è quello della tutela dell'ambiente a 360 gradi.